Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala conferenze del Consiglio regionale del Veneto, qui a Palazzo Ferrofini. Un benvenuto all'assessore Corazzari e alla sua struttura, un benvenuto al sindaco di Soave Matteo Pressi, un benvenuto a Umpli e a tutte le persone presenti, oggi rappresentate da Bruna De Agostini, che rappresenta Giovanni Foladori, impossibilitato ad essere presente, ma insomma c'è con noi con il pensiero. Prima di iniziare, siccome vedete la presenza di due signori in costume qui dietro a me, chiamerei il signor Monau di Albino solo per una presentazione di qualche secondo, prego. Parlo qui? Sì, là, che così si vedono le signore. Prego. Sì, sono le due veline di Pastrengo estrapolate dal 1848, quindi in piena epoca risorgimentale, e fanno parte del nostro gruppo di storia e folklore che porteremo a Soave domenica prossima. Quindi sono qui in anteprima anche perché sono apparse già qualche anno fa, sia a Vicenza che a Castelfranco, e sono piaciute, per cui sono state richieste anche oggi da fare un po' di coreografia. Grazie. Un applauso. Ecco, allora, come vi dicevo, oggi è la giornata di presentazione della giornata regionale dei Colli Veneti, che è prevista in virtù di una legge regionale, è la prima legge regionale che ho avuto l'onore di presentare qui in Consiglio regionale, che è diventata poi la legge numero 25 del 2021. Una legge che al tempo ho voluto presentare perché, avendo amministrato per molti anni in un comune facente parte dell'area collinare, per me erano i Colli Iberici, ma comunque erano sempre una delle aree collinari del Veneto, ho sempre avuto un interesse particolare per queste aree e anche la sensazione, sentendo anche gli amministratori, e oggi poi avremo l'onore di sentirne anche un altro, che rappresenta le colline del Veronese, insomma sempre parte delle colline venete, la sensazione che fossero delle aree in cui c'era bisogno di creare un po' di promozione, creare un po' di iniziative e anche attrattività per cominciare a farle emergere, perché hanno un potenziale enorme. E quindi esprimo veramente una grandissima soddisfazione oggi per essere arrivati alla terza giornata regionale dei Colli Veneti. Le prime due edizioni sono state edizioni molto, molto partecipate, e oggi qui con noi in questa conferenza stampa sentiremo, e lo chiamerò tra poco a salire sul palco e a fare il suo intervento, l'assessore Cristiano Corazzari, l'assessore alla cultura, presente con la sua struttura. Vedo la dottoressa Battistella, che ringrazio moltissimo anche per l'attività e per il fatto di aver seguito fin dall'inizio questa iniziativa, e poi Umpli Veneto, rappresentato oggi da Bruna De Agostini, presente in quanto partner della Regione Veneto per tutte le iniziative e anche per il coordinamento a livello regionale. Questa giornata, diciamo, è la terza edizione. La prima edizione si è tenuta nel Trevigiano con il 2022, 2023 edizione che si è tenuta a Vicenza, e quest'anno a Verona, auspicando magari, perché no, il prossimo anno che ci sia l'altra provincia coinvolta che è Padova. Si tratta di iniziative che non si esauriscono in quel giorno, nella giornata dei Colli, ma sono iniziative che poi durano durante l'anno, perché proprio la legge regionale, che mi piace ricordare, è votata all'unanimità, e quindi l'interesse che dicevo prima, che insomma mi ha stimolato a proporre questa legge, è un interesse che ha coinvolto poi tutti i consiglieri, e tanto che è stata finanziata, ogni anno viene finanziata nel bilancio regionale, e i fondi sono stati anche incrementati. Ecco, io magari interverrò più tardi, lascerei la parola intanto all'assessore Corazzari, che chiamo qui con me, che ringrazio fin da subito perché insomma ha creduto in questa iniziativa, e anche perché insomma c'è modo di lavorare assieme con l'assessorato. Non è sempre così scontato che dopo, fatta la legge, insomma si dia continuità così come si sta facendo. Grazie Assessore, a te la parola. Grazie Marco, io ringrazio il consigliere Zecchinato perché devo dire ha profuso un impegno incredibile per raggiungere questo risultato, e quindi se oggi siamo qua a celebrare una terza edizione di una manifestazione sempre più partecipata, sicuramente una buona parte del merito va al consigliere Zecchinato.
e anche naturalmente a tutto il Consiglio regionale che ha voluto promuovere e licenziare questa legge, che ben volentieri noi come Giunta abbiamo subito attuato. Si trattava di individuare una modalità di operatività che fosse utile, concreta, funzionale agli obiettivi che volevamo raggiungere con la legge. E non vi poteva essere partner migliore per raggiungere i nostri obiettivi di valorizzazione e promozione che l'UNPLI regionale, il sistema del volontariato delle nostre Pro Loco, che veramente ringrazio di cuore, perché hanno dato polmoni, gambe e corsa a questa iniziativa. È chiaro che ormai parliamo di una legge che fa riferimento ad una serie di siti, di territori della nostra regione, ovvero 12 territori che vanno dai Colli Ugani alle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, al Montello, ai Colli Asolani, le colline del Garda, le colline moreniche, le colline della Valpolicella, della Valpantena, Torricelle, dell'Est Veronese, dei Berici, delle Prealpi Vicentine e della Pedemontana Vicentina. Forse integrano la parte più profonda e più identitaria del nostro Veneto, più genuina, dove veramente si può riscoprire e riscontrare quel Veneto che i ritrattisti rinascimentali descrivevano nelle loro opere. E siamo molto orgogliosi che questo Veneto abbia mantenuto fortemente la propria identità e l'abbia saputa interpretare al passo con quelle che sono le esigenze della modernità e del futuro. Non a caso questi territori sono i territori dove vengono realizzate grande parte delle eccellenze enogastronomiche della nostra regione, dove vi è la testimonianza della tipica ospitalità turistica della nostra regione, dove si riscontrano i beni monumentali e le attività culturali che la nostra regione da un punto di vista mondiale può offrire come eccellenze. Quindi il Veneto profondo, quel Veneto che può essere rappresentato come una cartolina in tutto il mondo, lo trovate nei nostri Colli Veneti. Dicevamo prima dell'attività con un stanziamento che tutto sommato è uno stanziamento limitato, però è una scintilla. Scusate. Allora, è una scintilla che ha fatto sviluppare qualcosa come 225 eventi che sono registrati su una piattaforma dell'UNPLI, distribuiti tra le province di Padova, di Treviso, di Verona e di Vicenza, che ha visto l'UNPLI protagonista con le sue oltre 500 Pro Loco, un vero e proprio esercito di volontariato senza il quale attività come queste non potrebbero essere realizzate, senza il quale anche le amministrazioni comunali non potrebbero fare tanta di quell'attività promozionale che oggi invece è sempre più fondamentale. Chiudo dicendo l'impegno della mia struttura è costante, io lo ringrazio perché veramente sono sempre molto pronti nel cercare di dare risposta a tutte le esigenze che sono legate alla realizzazione di un evento come questo, e lo sarà anche nel futuro, perché per noi questo terzo appuntamento rappresenta l'inizio di un percorso che auspichiamo vada avanti nel tempo e possa trovare ancora ulteriore sviluppo. Siamo convinti che questa sia la formula giusta per fare squadra e la formula giusta per raccontare il nostro Veneto. Grazie. Ringrazio l'assessore per le belle parole anche che ha avuto rispetto a queste aree collinari, aree, come diceva, che rappresentano la parte più profonda del Veneto. E approfitto per allacciarmi, per fare qualche riflessione assieme a voi, approfittare di questa conferenza stampa per dire che l'obiettivo che la legge ha e aveva era proprio quello di accendere un faro sui Colli Veneti, cioè di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica
affinché questo strepitoso patrimonio, come è stato detto, di risorse che sono risorse paesaggistiche, naturalistiche, sono risorse anche di produzioni tipiche, quindi risorse enogastronomiche, rappresentano questi colli. I colli in effetti sono un ambito che si può definire come un ambito di perfetto equilibrio tra intervento dell'uomo e natura. Non a caso molti di questi siti, proprio per la loro caratteristica, si prestano bene anche ai programmi in bambu UNESCO, e alcuni siti hanno iniziato a intraprendere anche questa iniziativa di richiesta di aderire alla programmazione UNESCO. E se pensiamo alle aree collinari, per chi di noi le frequenta, sicuramente ha in mente fin da subito alcuni termini che ricordano bene i colli. In ogni stagione, diciamo, pensiamo ai sapori, ai profumi, ai colori e ai rumori. Sono veramente posti unici e abbiamo veramente una grandissima possibilità, grazie a queste iniziative che si stanno portando avanti, per farli emergere proprio dal basso, dal territorio, e per questo le comunità sono attive sia con le Proloco, sia con le associazioni, sia con i comuni. E si tratta di territori, è bene ribadirlo, che sono caratterizzati, come dicevo, da produzioni tipiche. Se guardassimo una cartografia del Veneto e andassimo a vedere dove sono dislocati i colli veneti, vedremo che a tutti i colli corrispondono prodotti DOC, DOCG, IGT, ma anche prodotti DECO, quindi sono proprio aree vocate per certe produzioni e quindi anche per certi prodotti. Alcuni sono siti anche della rete Natura 2000, quindi dal punto di vista ambientale siti che hanno sicuramente una straordinaria importanza. Un'altra riflessione che volevo fare con voi è proprio questa, cioè da dove si è partiti? Si è partiti con una serie di attività sempre in coordinamento tra Consiglio chiaramente e Giunta, e poi anche Umpli Veneto, che hanno preparato sostanzialmente la giornata già nel primo anno, con degli incontri in tutti i territori collinari nella fase proprio preparatoria della prima giornata dei colli. Così, diciamo, si è cercato di sensibilizzare il territorio, passando poi alle dirette Facebook, passando poi all'ingaggio di testimonial, passando alla creazione del logo, passando ai contest fotografici, fino alla promozione attraverso il portale che citava l'assessore prima di Umpli Veneto, che invito a visitare, insomma, per chi ci segue, appunto chi sta seguendo la conferenza anche da qui oggi. Ci sono vari link ai quali è possibile accedere ed è possibile vedere sia le attività che si sono iscritte, sia gli eventi sul territorio, sia anche fare richiesta di aderire, ed è tutto gratuito, quindi va detto, insomma, sia per le attività che per gli utenti, e questo non è poca cosa. L'alta adesione a questa giornata fa ben sperare anche per quest'anno, ma vorrei aggiungere che ci si inserisce anche in alcune dinamiche territoriali che è importante conoscere e magari condividere. I Colli Veneti in particolare nell'ultimo anno sono stati interessati anche da interventi infrastrutturali, penso alla strada pedemontana veneta, che ha collegato tutte queste aree collinari. Se pensate, la strada pedemontana attraversa il Veneto e proprio collega tutte queste colline, rendendole accessibili. Se pensiamo alle altre infrastrutture che collega sempre la pedemontana, pensiamo all'autostrada 31, all'autostrada 4, alla 22 del Brennero e alla 27, sono tutte infrastrutture che consentono di raggiungere velocemente queste aree. A queste aggiungiamo l'accessibilità che ci sarà fra non molto, fra alcuni anni. Se pensiamo alle grandi città come Padova, Vicenza e Verona, sono città, diciamo, sui colli, perché i colli sono a 2 passi da queste città, in alcuni casi entrano proprio in città, e lì avremo le fermate dell'alta velocità, per cui anche nelle tratte diciamo più lunghe sono già servite dalla ferrovia, ma saranno servite da questa ulteriore infrastruttura. E poi pensiamo anche alla rete di ciclabili e sentieristica che è stata messa a terra, per usare un termine che si utilizza molto ultimamente in questi anni, che rende tutto il Veneto centrale fortemente interconnesso e fortemente accessibile anche per la mobilità dolce e anche per la fruizione sportiva. E anche qui, visto che quest'anno, insomma, volevo fare questo accenno, siamo Regione Europea dello Sport, sempre un'iniziativa seguita dall'assessore Corazzari, e quindi un momento importante anche per questa valorizzazione di tipo sportivo. Concludo, prima di chiamare l'altro ospite, auspicando appunto che anche quest'anno
sia una giornata partecipata innanzitutto e che che renda soddisfatti sia le Pro Loco, le UMPLI, le associazioni, i comuni che partecipano a questa iniziativa. E l'auspicio è che magari nel tempo, perché no, possa diventare anche un prodotto culturale e turistico, come sono le altre grandi mete, penso al mare, alla montagna, al lago e alle città d'arte. E l'idea è proprio quella di riuscire a attivare delle iniziative su queste aree a beneficio sia delle comunità, ma anche e soprattutto per gestirle meglio e anche per tutelarle, perché il vero patrimonio sono anche le valenze paesaggistiche, culturali e naturalistiche di queste aree. Io chiamerei, concludo qua ringraziando tutti voi che siete qui presenti, e darei la parola anche al sindaco questa volta, Matteo Pressi, che ci ospita in uno dei più bei borghi d'Italia, diciamo il più bello, Soave. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto devo fare i complimenti a Marco per aver ideato questa iniziativa e averla veramente realizzata in poco tempo. Alla sua prima legislatura, aver avuto già l'opportunità di fare una legge che è stata approvata all'unanimità, finanziata dalla giunta regionale e che poi sta dando frutti concreti come questo non è da tutti, e credo che molto del merito vada anche all'assessore che così dal suo ruolo di giunta insomma ha voluto coltivare questo percorso che è stato aperto da Marco. Noi ovviamente abbiamo risposto volentieri a questo invito, a questa opportunità che ci è stata data di ospitare la giornata dei Colli Veneti, l'evento centrale a Soave, ma come si diceva con l'assessore Minchio, che è qui presente, che sta curando l'organizzazione assieme all'UMPLI e assieme anche alla nostra Proloco di Soave, in realtà noi ci mettiamo a disposizione per essere la vetrina di tutte quelle tipicità e di tutti quegli argomenti che ha citato Marco. Alcuni proprio li troviamo anche nell'est veronese, al di là del collegamento che mi viene più semplice da fare, che è quello con la nostra produzione vinicola, 6.000 ettari vitati, 48 milioni di bottiglie prodotte ogni anno che vanno a finire in gran parte in giro per il mondo. Il 29% va in Germania, il 15% nel Regno Unito, l'8% negli Stati Uniti, addirittura il 2% va a finire in Giappone. Sono qualche milione di bottiglie comunque. E poi un'altra produzione importantissima, che questa è proprio territoriale e collinare, la produzione del durello dei Lessini, che si fa solo in collina, sono solo 100 ettari, solo 1 milione di bottiglie, però è una produzione che si sta facendo strada. E poi sempre in Val d'Alpone la ciliegia della Val d'Alpone, la ciliegia di Cazzano di Tramigna, tante produzioni a cui noi vogliamo fare da vetrina assieme a quella delle altre province, e poi deve essere anche l'occasione per spingere ancora di più la candidatura a sito UNESCO, su cui il Consiglio regionale e anche l'assessore Corazzari stanno lavorando molto, di Bolca e del sito archeologico che si trova a Bolca, sempre nell'est veronese, per quanto riguarda i fossili. Concludo dicendo che non solo siamo contenti di essere stati coinvolti, ma io credo siamo anche il partner naturale di questa iniziativa, proprio perché, mi piace sempre ricordarlo, perché forse è una notizia che è passata sotto silenzio, perché era nel momento del Covid, però va creata consapevolezza, non lo sapeva neanche il Ministero del Turismo, che noi siamo, in Italia ci sono 2 siti agricoli di rilevanza mondiale riconosciuti dalla FAO, i siti GIAS. Sono solo 2 in Italia, noi e le colline coltivate a olivo di Spoleto. Sono 2 siti riconosciuti dalla FAO e dall'UNESCO di rilevanza mondiale proprio per il loro carattere collinare, per il paesaggio agricolo coltivato e modellato anche dalla mano dell'uomo, e quindi io credo che potrà essere l'occasione anche per ribadire questo riconoscimento che abbiamo ottenuto. Veramente io vi ringrazio, perché è un'altra piccola medaglia che mettiamo nel nostro medagliere in un anno che ci ha dato dei risultati molto importanti per il turismo. Ne parlavo qualche giorno fa anche a Telearena, grazie al vostro invito sempre. Noi abbiamo chiuso il 2023 sul 2022 con il più 230% di notti dormite a Soave, da 16.900 a 39.000. Quindi questo io credo sarà un'ulteriore occasione per farci conoscere e attrarre sempre più turisti, che per noi sono ovviamente il
piacere di conoscere altre persone, ma soprattutto opportunità di lavoro per noi, per le imprese, per le famiglie. Quindi veramente grazie a tutti, a Marco, all'assessore Corazzari, all'Umpli, a tutto il mondo del volontariato, senza il quale noi oggettivamente faremmo molto poco. Grazie e buona giornata a tutti. Adesso chiamerei Bruna De Agostini, che è presidente di Umpli Verona e rappresenta Umpli Veneto qui oggi per un suo intervento. Grazie. Scusa, pensavo fosse acceso, non ho notato. Sì, buongiorno a tutti. Porto il saluto del presidente regionale Giovanni Follador, che oggi era impegnato purtroppo per problemi di lavoro, e porto il saluto di tutta l'Umpli Verona. Come Umpli siamo onorati e orgogliosi di avere una collaborazione così stretta con la Regione Veneto. È vero comunque che le Proloco sono effettivamente il braccio operativo dei comuni e delle regioni, perché senza il volontariato, insomma, si farebbe molto, molto poco. Sono però, come presidente di Umpli Verona, orgogliosa che quest'anno la giornata regionale venga proprio a Verona. L'anno scorso avevo parlato con l'assessore Corazzari dicendo, insomma, Verona ha 5 zone collinari, merita di essere la prossima, e effettivamente, insomma, quest'anno è andata bene. Si pensava di farla a Verona, però insomma, avevo suggerito che, se è la giornata dei Colli Veneti, era corretto che la festa regionale fosse in una zona collinare, perché insomma la città sì, ha le colline attorno, però è piatta. E abbiamo scelto Soave. Il sindaco si è dimostrato da subito entusiasta e ha dato la piena disponibilità dei posti e di tutto quello che è la logistica, ovviamente con la grandissima collaborazione del presidente della Proloco di Soave, che ringrazio tantissimo. Una cosa che è stata appena accennata, l'altro anno e quest'anno si è tenuto il contest fotografico Colli Veneti in un click. La novità di quest'anno, a parte che sono state tantissime le foto che sono arrivate, abbiamo suddiviso le foto per stagione, per cui non ci sarà più la prima classificata, la seconda e la terza, però avremo una prima classificata per stagione. Devo dire che ci sono delle foto bellissime, tra cui mi sembra 2 che sono vincitrici, spoilero? Vabbè, non dico chi, comunque una dell'Est, molto bella, e una delle colline del Garda. Mi perdoni sindaco, io sono della Valpolicella e promuovo sempre il vino della Valpolicella. Soave sarà Soave, però la Valpolicella, insomma, ha del suo, vero? Anche se dopo faccio parte del consorzio Proloco Baldo Garda, per cui anche il Garda è zona ricchissima di vini e di prodotti. Non mi dilungo, vi aspetto tutti domenica a Soave, sarà sicuramente una giornata bellissima. Ho visto che c'è il sole, perché dopo che fa il bello e il cattivo tempo nelle feste è proprio il tempo. Grazie Marco, grazie Assessore, alla prossima. Grazie. Si volge al termine la conferenza stampa. Chiedo se c'è qualche domanda magari da parte dei giornalisti, oppure passiamo ai saluti finali. Beh, chiamerei qua l'assessore nuovamente per i saluti finali. Comunque, visto che avete promosso tutti questi prodotti, questi vini, chiaramente domenica prossima noi ci aspettiamo di poter fare. Infatti stavo chiedendo l'indirizzo di qualche cantina interessante. 24 marzo, Soave, giornata importante per i nostri Colli Veneti, terza edizione della giornata dei Colli Veneti, e sarà un'edizione sicuramente degna della bellezza della nostra regione e delle eccellenze e delle produzioni che questa può offrire. Non a caso siamo
la prima regione turistica d'Italia, lo dice sempre il mio collega Canere, lo ripete anche il Presidente, ma questo è un risultato che arriva anche grazie a quello che possono offrire territori come i nostri Colli Veneti. Quindi grazie e vi aspettiamo tutti. Complimenti. Grazie Assessore.